Nanni. Eccoti! Denise è una ricca vedova che alleva cavalli da corsa. Ah, ma pure questa è una bella cavalla, però. È da tanto che non vede la sua migliore amica Charlene ed è ora di fare due chiacchiere tra donne come si deve. Ha da parlare di cose sporche. Malatella. Oh, mamma! Non è bellissimo? È il mio nuovo stallone. È un vero uomo. Sul serio. Oh, è che te non mattarilla. Cosa? Denise non ha difficoltà a trovare uno stallone affidabile per la sua stalla di cavalli, ma gli stalloni nella sua vita scarseggiano. Ah, stanno poco a rota, Nannilla. Ho rotto con Rob. Tra noi non funzionava. Era quello il problema. Che vuoi dire? Giuro, era come... beh, più o meno così. Oh, Te ne vuoi ciucciarilla? sì. Mi dispiace. Mi serve uno dotato. Mi conosci le mie esigenze. E io tengo un amico che chiamano Peppa Proboscide. Già il nome è una garanzia. Alcune donne hanno bisogno di uomini dotati. Sono abituate a certe dimensioni. Hanno avuto molte esperienze e si sono allargate. Devo trovare qualcuno che sia alla mia altezza. Mi capisci? Si vuole conoscere una tua guaglione che lo chiamano Antonio Treppier. Se lo chiamano così, un motivo ci sarà. Le due amiche iniziano a ragionare fuori dagli schemi. Conosci qualcuno? Che ne dici dello stallone? Lì? Ma state parlando di Stallone e l'attore, il che ha fatto Rocky. Un cavallo. È illegale. È illegale. Non lo so. Sembra fuori di sé, ma l'amica le ha messo la pulce nell'orecchio e ha fatto centro. Ma tu avere tuo fu cavallo? Non posso. O forse sì. Ma io quando prima gitti che una bella cavallo era in senso metaforico. Se una donna venisse a raccontarmi di avere la fantasia di avere un rapporto con un cavallo, le direi che è una bella fantasia, ma di non metterla in atto perché non sopravviverebbe all'esperienza. Se una donna venisse a raccontarmi di avere la fantasia di avere un rapporto con un cavallo, io rispondessi che non ha mai visto un cavallo e si accoppia con una zoccola. Ma il desiderio offusca la ragione. Denise ha trovato il suo Mr. Big e non c'è modo di fermarla. Mammina è qui, tesoro. Mattarella! Denise entra nella stalla e si prepara a essere montata. E vai. Denise ottiene tutto ciò che ha chiesto e molto di più. Maro. Fare sesso con un cavallo non è mai una buona idea perché la dimensione del pene di un cavallo è di circa 60 centimetri. Maro. Montandola può arrivare fino all'utero e lacerarlo. L'utero può perdere sangue molto in fretta e la paziente muore. Grazie, cazzo. Denise ha chiesto a un cavallo di riempire il vuoto nella sua vita, ma è rimasta svuotata. Chissà Maro e fanno i funerali. Abbascia l'ippodromo Ragnano.